Vedi, mica la bicicletta andava a fare il marchio, 17-18 anni andavi via con la bicicletta con quel portapacchi davanti, andavi via con 4, 6, 5, a vedere no, come adesso vieni a comprare qua a casa. Bisogna andare a vendersi. E ora vivevi solo con questo o avevi anche a cambio? No, non si poca terra. No, c'è mia terra. Poca niente. Mio padre lavora in fabbrica, per esempio, mi faceva i cesti. E via con le ceste e porti a casa che l'abbiamo da mangiare pulita, no? Dai contadini? Si davano un cesto, un cesto e panoia. Ecco. Non più tante, lo tenía sempre basso. No, ma trovare qui che cambiava, trovarli qui che cambia il cesto. Perché bisogna correre tutta la mattina E al mercato? con dire il cesto per fare un po' di Si piava. faceva il giro poi ai paesi. Dopo i paesi, Fin dove arrivavi? dopo fino a Masè, Coste, Masè, che Spignaga, si andava giù per Casè attivo e si faceva tanti i paesi con il carrettino e la bicicletta, con il carrettino attaccato al rio. Che hai pochi? No, tutta la biava non era. Se era una famiglia numerosa ne serviva la biava, se ne serviva la biava, non si che si andava sempre, si andava il momento della biava per la biava. E fuori prima si andava per i soldi prima, per il marcao, si andava per i skate. Dopo che veniva la biava, il marcao non andava più e allora si andava in cerca ho capito. E poi il mercato, quanto ci pagavi di un cesto, si ricordi? No? Non si ricorda cosa si chiamava. Io non mi ricordo più. Per attribuire parecchio, insomma, sono andati via come ho fatto il bus, sono andati via con 150 ceste, si stai via tutta la settimana e lunedì dopo ne ha toccato vendere all'ingrosso a uno là per poco per niente perché sennò si tornava a portare a casa ancora 50 ceste. Per via una settimana a vendere 100 ceste, in una settimana. E cosa che dice pa? Fare poco solo che non piace pa. È da mangiare, dove mangiare? È da mangiare, si comprava pane e formaggio, pane e tutta. Non da mangiare per gli alberghi. E dove dormivi? Se dormia sui finì, e contadini, sui stali. E che paese che ha fatto che a volte? Io e suo papà. Fatto Castelfranco, Campo San Piero, Noae, Piombino Tese, Saissano, Milano, la fiera di Milano, che viene. Guarda qua nuvola, sono partiti il lunedì e lunedì dopo sono andati a finirla fino a Milano, il 8 di settembre, mi pare che no, ai 21 di settembre. E ho fatto la fiera e sono trovati già i 4 clienti, finita la fiera e siamo trovati ancora con 50 testi in mano. Siamo partiti con 150 lunedì. E lunedì dietro a mezzogiorno e mezzo a luna si aveva ancora 50 teste a vendere. E loro dopo sono andati ai mercanti gli ha comprato tutto loro, ma per poco per niente. Tanto dovevano portarle a casa, per non portarle a casa. Dopo loro i mercanti, qui da San Polasio, che la gente, lui dopo andava per famiglie, faceva sempre i mercati. Compra dopo lui e vende lui dopo. Non c'è bisogno di tornare a casa per vivere.